È una cosa assurda, è una cosa che non ci sentiamo più padroni in casa nostra. Bisogna prendere, ma da questo bisogna partire a monte, bisogna partire dalle... non qualcosa di certezza, non possono i carabinieri arrestare qualcuno che dopo arrivano in Piazza Lori o in altri paesi prima di loro. Ci vuole una certezza di pena. Sconvolto il sindaco di Loria, Silvano Marchiori, alla notizia della brutale aggressione avvenuta la scorsa notte in casa di Narciso Porcellato, picchiato assieme alla figlia dai due malviventi, un'escalation di criminalità che sta preoccupando, spaventando sempre di più la gente, anche in piccoli centri come Loria. Sono sempre più insicure, ma non solo di notte, ma anche di giorno, perché girano continuamente e non abbiamo la tranquillità di essere padroni a casa nostra. Cos'è che bisognerebbe fare secondo lei? Noi andiamo a incrementare ancora delle telecamere, videosorveglianza, però bisognerebbe avere più personale. E quasi una coincidenza, il sindaco proprio oggi ha dato comunicazione di un incontro pubblico sul tema della sicurezza in programma il 12 febbraio nella sala polifunzionale di Via Roma. Per spiegare, per indirizzare anche le persone, ma non solo di notte ma anche di giorno. E lancia un monito ai suoi concittadini. Per dare un segnale anche durante il giorno di non aprire nessuno, perché il comune non manda nessuno a fare rilievi, perché ci sono dei truffatori che continuano a girare per le nostre case e per i nostri paesi.